Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Iniziamo con gli acquisti di agosto. E fiori, partiamo con i Fantasy 4. Preso queste due cosine prese al cinema. Borraccia Fantasy 4, Torcia la più bella secondo me. E c'erano 6 personaggini. Ho scelto Galactus. Fantasy 4, Galactus e Silver Surfer, ma Galactus domina su tutti. Quindi si parte a bomba. Film bellissimo. Raga, andiamo avanti con gli acquisti di agosto e si parte con Magic, ritorna il buon Magic con Secret Lair. Wolverine, vado a chiudere i Secret Lair, quelli che volevo, poi forse qualche carta singola di Cap e Tempesta me le compro a parte, insomma, sui vari siti. Comunque andiamo. Carta 1. Un attimo solo, però forse... Vediamo. Meglio. Carta 1, stupenda. Carta 2, fantasmagorica. Carta 3, incredibile. Carta 4, leggendaria. Carta 5, maestosa. E carta blu, afrodisiaca. E si gode, raga. Eccole qua. E quindi servito anche Wolverine. Molto bene, finalmente. Alla fine non ho speso troppo di più. Non me le hanno regalate, però vabbè. Poi abbiamo qua questo un DVD preso a 2 euro. Lo cercavo perché è un film che mi è piaciuto. Però ho preso malissimo per 1 euro, fanculo, 2 euro, 2,50 euro alla fine con le spese. Valerie, diario di una ninfomane, molto bello, lo consiglio. Eccolo qua. Poi Blu-ray Thunderbolts di New Avengers. E chiudiamo con vinile. Il paziente inglese. Vinile bellissimo, adesso lo mostriamo nel dettaglio. È un doppio vinile arancione, meraviglioso, sapete l'arancione è il mio colore preferito. E te lo godi al massimo. Raga, un saluto dal Comendone. Ci ribecchiamo con i prossimi acquisti. Come bene. Ciao! Raga, 2 poster Fantasy 4. 2, purtroppo solo 2 perché siamo andati in 2 al cinema. Il buon Pedro, Mr. Fantastic e la donna invisibile. E si gode. E aggiungiamo sempre qua Magic Age of Eternities. Raga, il prossimo però, la prossima espansione è Spider-Man e prevedo la povertà assoluta. Raga, alla prossima con gli acquisti di agosto. Ciao! Vai raga, continuiamo con gli acquisti di agosto, partiamo a bomba con il Funko Pop di Ayrton Senna, versione McLaren. Dopo la Lotus arriva la McLaren e te la godi a cannone, guardate, che robina. Grande Ayrton, sempre nei nostri cuori. Andiamo avanti con un po' di variant, adesso Silver Surfer, Doom, sta gente qua sta dominando la scena. Variant number 1. Questa stupenda variant number 2. Foilata, se così si può dire. Altra variant, questa è un po' meno bella, ma me la sono comprata. Meravigliosa. Tutto quello che è sexy e comendiano, chiaramente. Ancora Doom. Questa è fantasmagorica, addirittura tipo in velluto, tipo Miss Minus, c'è una roba, ciao. Proprio un tecnicismo. Una cosa, ma proprio ciao. Questa, vabbè, Jeff in versione guanto dell'infinito così, con le caramelline, te la godi a cannone. Questa è bellissima perché praticamente Doom che sta dominando Bologna. Ciao. E qua ancora il signor Doom. Andiamo avanti, è il mese di Fantasy 4 e me lo sono ricomprato PlayStation 2 a 2 fottutissimi euro. 4 per spedizioni, quindi i Fantasy 4 e si gode. Poi abbiamo, mi sono preso all'ultimo, ho preso in strasconto
Age of Eternity. Ogni tanto sfrutto queste cose. Bella espansione, molto molto bella secondo me. Anche se siamo tutti in attesa di Spider-Man, che là, ciao, arriva proprio con il matrimonio, quindi prevedo povertà assoluta. Comunque mi sono preso, io tra virgolette colleziono anche i joystick, ma pochi, non niente di che, sinceramente. E mi sono portato a casa questo, perché in versione orange, adesso vediamo se chiaramente il colore è un bel arancio, quello fluo che piace a me. Eccolo qua, scusate, apriamolo insieme e speriamo. Ho preso veramente, anche questa è una cifra molto molto bassa. Il colore del cavo è buono. Un attimo solo perché sennò mi spacco la schiena. Raga, è proprio l'orange cumendiano. Te lo godi, sono troppo felice. Ne volevo uno così. Questo è il suo cavetto. Tanto io gioco sempre col cavo, a parte PlayStation, su PC sono più tranquillo. Per motivi un po' inspiegabili, ma è così. Guardate che roba, te lo godi a cannone. Bene, 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 proprio un arancione fantasmagorico. Qua c'è anche dei tasti dorsali carini. Ci sta, molto bene. Aiuto. È una scatoletta che teniamo perché ormai collezioniamo anche scatole vuote, raga, Ormai siamo arrivati veramente, non so, alla pazzia più clamorosa. Eccoli qua, BT Pop, fantastici. Sarebbe bello trovare la versione del Joker così, vediamo, apriamo insieme. Tutta la scatola non la tengo di questi qua, perché sennò so cazzi. Allora, apro un attimo e apriamo insieme. Vediamo cosa arriva. Insieme. Oh, ti prego, dai, un po' di bava, me la merito. Attenzione, attenzione. Ah no, è coperto, è vero. Che goldonauta. Vabbè, qua abbiamo questi. Due facce. Batman che ce l'ho già, ma vabbè. L'enigmista. Eccolo qua. Attenzione. Ah, beh, Freeman ce l'ho, o sbaglio? No, mi manca, dai. Vabbè, mi manca però. Tre cattivi. Peccato, volevo però la versione del Joker. Vai, però dai, almeno per fortuna non un doppione. Dai. Diciamo è l'ultimo cattivo importante delle versioni piccine. Adesso mettiamo qua. Questi ragazzi per lo spazio sono fondamentali. E per certi versi sono anche più belli secondo me. Beh, ecco, io non vendo mai niente, ma ecco, un colpo di culo, tipo non so, per ogni pop grande c'è la versione diciamo così, potrei anche pensare di vendere quelli, diciamo non tutti, ma almeno alcuni, quelli più grandi. Attenzione, parole forti, eccole qua. Ta-ta-ta-ta. E poi chiudiamo con un vinile dei Deep Purple, sì, non così magari. Hong Kong Coliseum, Hong Kong, China, 20 marzo 2001. Ma la cosa bella è una limited edition, la cosa bella è proprio il colore. Ne apriamo uno così. Tanto bella copertina, è tutta una specie di carta particolare, fantasmagorica, come si suol dire. Ma purtroppo l'estetica di certi vinili è roba afrodisiaca. Guardate che roba. Questo purple così, lilla un po', vabbè. Meraviglioso. Raga, un saluto dal commendone veneziano con il Deep Purple. Ciao! Raga, siamo nel reparto Disney e arriva un nuovo Funko BT Pop Arcade l'Artiglio. Questo è veramente afrodisiaco, me lo lascio così perché l'è troppo troppo bello e te lo godi. Qua raga ho fatto un aggiornamento, ho spostato il PC da salotto, quello diciamo retro perché non aveva senso, e l'ho messo qua in una postazione diciamo dove praticamente siamo
catapultati negli anni 90, primi 2000, e quindi qua abbiamo il PC Retro. Eccolo qua. Molto bene, raga. E sì, ho davanti anche il monitor perché l'altro purtroppo sega desfa, come si suol dire. Nuovo arrivo, questo è fondamentale perché non ho più spazio, quindi hard disk. Adesso comincio anche Mafia e si gode. Eccolo qua. Quindi l'ennesimo hard disk cumendiano. Raga, alla prossima con gli acquisti di agosto. Ciao! Raga, qua abbiamo finito il Lego, quello di Vincenzo Van Gogh, stupendo, in bacheca, e qua abbiamo cambiato un po', ho tolto il PC retro, ho messo di là, e ho messo i due portatili, Alienware e Mac Pro, come cazzo si chiama, non capisco niente, Apple, e qua ho preso il mouse che posso usarlo sia per uno che per l'altro, molto carino, questo è comodo perché senza fili e va abbastanza bene, e si gode, e qua comunque ci saranno presto nuovi aggiornamenti. Raga, andiamo avanti con gli acquisti di agosto. F1 dei Movie, questa però è l'original score by Hans Zimmer, quindi con appunto la colonna sonora, non diciamo l'album con canzoni un po' a caso. E finalmente arriva anche questo. Comunque anche questo c'è il CD con l'album, quindi praticamente ho 2 vinili più 2 CD con l'album più un CD del film invece. Pazzesco. Comunque questo di Hans Zimmer è bellissimo, proprio il primo, soprattutto F1, la prima traccia è qualcosa di sublime. Raga, alla prossima. Chiudiamo agosto con questa nuova postazione sopra ai vinili, eccoli qua, belli come il sole di notte. Eccoci qua, con le due facce di Division Bell. Una è un regalo, una è una sorpresa io. Qualcosa di afrodisiaco. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ci becchiamo con gli acquisti di settembre, il mese del matrimonio comendiano. Ciao!